Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, batta napoletano. Come state? Voglio, spero tutto bene. In questo video andiamo a vedere i convocati di Gennaro Gattuso per le partite, per la partita della semifinale contro, contro l'Irlanda del Nord, per la qualificazione mondiale, per vedere se l'Italia si qualifica ai mondiali. E che si gioca la partita contro l'Irlanda del Nord si giocherà giovedì alle 20:45. Poi l'ipotetica finale si giocherà sabato alle 20:45 o sabato alle 20:45, domenica alle 20:45. Vabbè, allora posso dire due parole. Speriamo che ci chiama questi mondiali, se no l'Italia si sta solo ritirando. Cioè, veramente si sta solo dritta Coppa Pasci. Vabbè, allora partiamo dai portieri. Elia Caprile, Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Alex Meret, che secondo me magari Carnesecchi ma anche un poco di Meret, che non ha giocato tanto in queste partite, cioè quest'anno. Magari Carnesecchi per l'inizio che ha avuto i primi 2 o 3 mesi fino a dicembre, da settembre a dicembre magari sono stati incetti. Poi è arrivato Palladino e si è cambiato qualcosa nella nell'Atalanta. Quindi, però, secondo me, uno tra questi due, uno tra Nesecchi e Meret, poteva essere cambiato. Alpo che caro qua, mamma mia, cagare la roba. Vabbè, poteva vedere come va il vicario, però vabbè. Poi difensori, Bassoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiasso che secondo me poteva non convocarlo, Dico Coppola, Federico Di Marco, Federico Gatti che pure qui non è che ha fatto tanto come Cambiasso. Vabbè. Poi Gianluca Mancini, Marco Palestra. Scusate se guarderemo in alto, ma tengo tutta la lista dei convocati qua davanti a me, quindi perciò lo tengo in alto. Vabbè. Palestra, Giorgio Scalvini, che e Spinazzola, vabbè, non c'è proprio da dire niente. Qui secondo me vanno bene questi qua come giocatori per la difesa dell'Italia. Poi vabbè, io vi ricordo sempre che tutto blocchi i giocatori sono quelli che giocheranno, come per esempio Donnarumma, i 4 a difesa come Di Marco, però non capisco perché qua mi ha tolto, ok, qua mi ha tolto io così. Vabbè, ok, ora le ho ripresi. Allora, continuiamo con i centrocampisti. Poi, se posso dire, ha convocato tanti difensori, quindi probabilmente o si giocherà con il 5-4-1 oppure con un 4-5-1 oppure si potrà giocare anche con un 3-5-2. Però vabbè. Poi centrocampisti Nicolò Barella, Cristante, Davide Frattesi che non ha fatto niente, Locatelli, Visilli, Sandro Tonali. Quindi ma anche in un 3-4-3 con magari Di Marco e Palestra che si vanno ad alzare come centrocampisti Barella e magari un Pisilli o un Tonali, non lo so. Poi come attaccanti Cambiaghi, Piesposito, Mesechen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Matteo Reteghi e Gianluca Scamacca. Vi spiego una cosa, perché vediamo Cambiaghi e non Chiesa, perché Gattuso aveva iniziato a convocare Chiesa, però poche ore fa, questo video lo sto registrando alle 8 meno 10,
verso le 5:30, 4, 5, Chiesa si è infortunato a Coverciano e ha lasciato già il ritiro della nazionale. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, vai giù! E vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, il canale WhatsApp Mondo del Calcio.